Emergenza senza fine a Lampedusa. Il procuratore di Agrigento parla di collasso. Sabato a Palermo il congresso della Democrazia Cristiana. Approvato in commissione il decreto per l'istituzione dello psicologo di base. Messaggio agli studenti dell'assessore regionale Turano. Nuova dirigente al Nicolo Gallo. Acragas rinnovata la fiducia al mister. Benvenuti su TVA Notizie. Sbarchi a Lampedusa, le preoccupazioni del procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo, che dice siamo al collasso. Il servizio di Arturo Cantella. Situazione allarmante a Lampedusa, sono 6.792 i migranti al momento presenti sull'isola, la maggior parte si trova all'hotspot di Contrada Imbriacola, ma più gruppi sono in attesa in vari punti dell'isola, soprattutto sui moli. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento entro le 13 di oggi di 880 persone, 700 verranno imbarcate sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle e 180 partiranno con un volo OIM. La polizia inizierà a scortare i vari gruppi al porto e all'aeroporto. Intanto sulla vicenda interviene il procuratore di capo del Tribunale di Agrigento Giovanni Di Leo e afferma come c'è bisogno di aiuto concreto, pratico e immediato da parte di ogni struttura dello Stato e di ogni persona di buona volontà. Il procuratore capo lancia un appello a nome di tutti coloro che in questo momento sono impegnati sin dalle prime ore del mattino per l'emergenza migranti a Lampedusa, dove oggi ci sono stati oltre 112 sbarchi con altre 5.000 persone, una situazione che il magistrato paragona all'arrivo della nave Vlora a Bari nel lontano 1991 con a bordo 20.000 albanesi. Prefettura, questura e diocesi, continua Di Leo, stanno cercando sistemazioni provvisorie per una massa di richiedenti asilo, uomini, donne, minori accompagnati e nonne, paragonabile per dimensione solo all'arrivo della nave Vlora nel porto di Bari l'8 agosto del 91, ma il capoluogo della regione pugliese erano una città in terraferma, una regione collegata con il resto del paese. Lampedusa è un'isola, afferma il procuratore. Poco a largo di un'altra isola più grande, la Sicilia, le difficoltà logistiche rischiano di non avere la meglio sullo straordinario senso di umanità di chi è impegnato in queste operazioni di soccorso della popolazione a Lampedusa. Il procuratore capo Giovanni Di Leo non nasconde le preoccupazioni, l'enorme straordinario sforzo delle nostre forze dell'ordine, nessuna esclusa a terra come in mare, sta cercando di ovviare a una situazione altrimenti destinata e comunque prossima al collasso. Intanto sulla vicenda immigrati interviene l'ex sindaco dell'isola Giusy Nicolini, che afferma come è un delirio, il Moro Favaloro è un tappeto di umanità, non si fa in tempo a svuotarlo che si riempie di nuovo, le persone sono ammassate, rinfrescate con gli idranti, già stamattina c'erano decine di barchine in fila in attesa di sbarcare ed è andata avanti così per tutto il giorno. Dov'è il prefetto Valenti, il commissario straordinario per l'emergenza migranti? Afferma l'ex sindaco. Mi aspettavo di vederlo qui a constatare con i propri occhi cosa sta succedendo e di cosa c'è bisogno. Si terrà sabato alle 10 presso l'hotel Astoria Palace di Palermo il congresso della Democrazia Cristiana alla presenza del segretario nazionale Salvatore Cuffaro. Il servizio. Noi sabato facciamo il congresso regionale e poi nelle settimane successive faremo tutti i congressi provinciali che stanno a significare che è un partito democratico, un partito libero, aperto, plurale e democratico, dove non c'è una sola persona che sono io, anzi non ci sarò più leader in Sicilia perché andrò a fare il mio lavoro in giro per l'Italia. Ci sarà una classe dirigente che farà le liste per le comunali a Caltanissetta, presentando la lista della Democrazia Cristiana che torna nella scheda elettorale di Caltanissetta dopo tanti anni, e ci sarà la lista della Democrazia Cristiana anche in seno al Consiglio provinciale, per la cui rielezione stiamo facendo una grande battaglia, perché noi vogliamo rifare le province, vogliamo ridare al territorio una rappresentanza provinciale che manca da troppo tempo, da quando qualcuno pensò
di chiudere le province andando in televisione e pensiamo che una classe dirigente deve avere a cuore il proprio territorio, deve conoscere il proprio territorio. Le province sono la capacità di dialogare tra le autonomie locali e la regione. È chiaro che la Democrazia Cristiana avrà le sue liste, sia per le comunali che per le provinciali. A quelli che non vanno a votare io voglio ricordare una frase di De Gasperi che diceva: la politica la si fa o la si subisce. Chi non va a votare sceglie di non fare politica, di non partecipare al gioco della democrazia elettiva e quindi subisce la politica. Chi sceglie di non partecipare rinuncia a poter essere protagonista nella scelta e fa sì che altri scelgano per lui e quindi non ha motivo di lamentarsi quando le scelte sono sbagliate. Quindi non partecipare al voto, non andare a votare è una scelta perdente perché si delega agli altri quello che ognuno dovrebbe volere per se stesso. Quindi se vogliamo cambiare, se le cose che non vanno bene non ci convincono, se le vogliamo modificare, partecipiamo alla politica candidandoci e cercando il voto, altrimenti non abbiamo motivo di lamentarci. La Commissione Salute dell'ARS ha approvato il decreto promosso dalla Lega per l'istituzione dello psicologo di base. Ora la parola passa all'Aula. L'importanza del servizio di psicologia evidenziata dal Presidente della Commissione. Approvato ieri il decreto legge per l'istituzione dello psicologo di base con una copertura finanziaria di 7,4 milioni di euro. L'iniziativa, inserita nell'ambito del sistema sanitario regionale siciliano, è un importante passo avanti. È stato compiuto con l'approvazione del disegno di legge che istituisce per l'appunto la figura dello psicologo di base. La Lega, con determinazione, ha promosso questo progetto che oggi ha ottenuto il via libera dalla Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana. La parlamentare siciliana Marianna Caronia, capogruppo della Lega a Palazzo dei Normanni, ha così sottolineato l'impegno costante che ha portato alla creazione di un testo coordinato al quale ha ora aperto la strada all'approvazione definitiva in aula. Uno dei punti di grande soddisfazione è proprio la copertura finanziaria assegnata, che ammonta a quasi 7,4 milioni di euro. Questo finanziamento garantirà il funzionamento del servizio a partire dal 1 gennaio 2024. Il Presidente della Commissione Salute, Giuseppe Laccoto, ha evidenziato l'importanza dell'istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie e dello psicologo delle cure nel contesto sanitario regionale. Queste nuove figure saranno un completamento essenziale alla medicina di base, al servizio pediatrico di libera scelta. La cresciuta complessità delle esigenze sanitarie provenienti dalle comunità richiede una risposta adeguata e moderna, come dimostrano dall'emergenza pandemica. Laccoto ha inoltre sottolineato che la crisi sanitaria ha messo in luce le necessità di offrire supporto e assistenza di natura mentale e relazione a tutte le fasce della popolazione, dai più giovani agli anziani, alle persone più vulnerabili. La figura dello psicologo di base rappresenta una risorsa chiave a livello territoriale, in grado di rispondere alla crescente domanda di supporto da parte dei cittadini. Il primo passo è l'approvazione definitiva della legge in aula, che segnerà un importante traguardo nella promozione della salute mentale e del benessere nella regione siciliana. È stato presentato ad Agrigento il libro di Don Vincenzo Arnone, Dio è morto, il servizio di Arturo Cantella. Dio è morto, un libro che si presenta oggi qui alla chiesa del villaggio Peruzzo, che voi avete organizzato, un evento che prevede anche la partecipazione e le domande di diverse personalità della cultura agrigentina. Sì, noi abbiamo l'onore di presentare un'altra pubblicazione di Don Vincenzo Arnone. In questi anni abbiamo sempre presentato una sua pubblicazione e diciamo che anche quest'anno iniziamo il periodo estivo, cioè autunnale, perché ormai l'estate è finita, proprio con questa pubblicazione. Il titolo fa proprio già capire l'argomento, che è molto interessante, il travaglio interiore di ciascuno di noi a volte in merito alla presenza di Dio. Io do la parola subito al nostro autore, perché è lui che realmente potrà ancora meglio focalizzare l'interesse per questa tematica. Qual è il messaggio che si lancia attraverso la lettura di questo libro e che oggi lei
ne vorrà parlare alla presenza di una platea qualificata e di interlocutori del mondo letterario agrigentino? Ma io anzitutto ringrazio la Dante Alighieri di Agrigento per l'organizzazione di questa presentazione e anche la parrocchia del villaggio Peruzzo, e poi vedo che c'è parecchia gente, quindi questo significa che è stata fatta una pubblicità e anche c'è da parte del pubblico l'interesse. Il mio libro Dio è morto, ecco, l'editore Tau di Todi vuole proporre così delle considerazioni a livello teologico, filosofico, letterario e anche umano di ciò che riguarda il rapporto con Dio. Dio è morto oppure no? È proprio, ecco, un interrogativo profondo che inquieta tutti, interessa a tutti. Io mi auguro che veramente possa essere una bella serata, come prevedo, e che la lettura del libro possa essere interessante per tutti noi, ecco, per stare a contatto con questa problematica molto bella. È un libro coraggioso perché già dal titolo, se non ci fosse quel punto esclamativo, rasenterebbe l'eresia. Ci sono delle riflessioni molto profonde che comunque percorrono un arco temporale lunghissimo, nel quale questa morte di Dio viene vista a livello teologico, a livello filosofico, a livello letterario e comunque anche in relazione con la percezione che di questa morte di Dio ha la società. Credo che sia veramente una bellissima opera letteraria sulla quale riflettere, perché è piena di domande e anche piena di risposte. Enzo, un libro, ecco, perché leggere questo libro? È un libro Dio è morto, un punto interrogativo che ci lascia inquietante, un punto interrogativo che racchiude l'inquietudine dell'uomo del Novecento. E qui Don Vincenzo Arnone, docente, sacerdote impegnato nel mondo della cultura, passa in rassegna tutti i più grandi autori, filosofi, letterati, scrittori che hanno affrontato il problema di Dio è morto e quale conseguenza per la società di oggi. Ovviamente poi Don Arnone conclude questo libro con una speranza, perché se Dio muore, come insegna Nietzsche, tutto crolla, l'uomo crolla perché non ha più valori. Anche il mondo della scuola è presente a questa iniziativa. Sì, oggi nella presentazione di questo testo di Don Vincenzo Arnone sono stato onorato di questo invito e approfondiremo, parleremo di una problematica, se così vuol dire, molto complessa che coinvolge tutto, anche i giovani, quindi cercheremo di capire meglio quali sono i pensieri dei nostri ragazzi. Saranno celebrati alle 16 presso la matrice di Salemi i funerali di Marisa Leo, uccisa dall'ex compagno Angelo Reina, che dopo il delitto si è suicidato. Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, ha proclamato il lutto cittadino. Oggi nel comune del Trapanese bandiere a mezz'asta in coincidenza dei funerali della giovane. Intanto si continuano a cercare i cellulari di Marisa Leo e di Angelo Reina. La famiglia della donna ha nominato come legale il noto avvocato Giacomo Frazzitta. In occasione dell'inizio dell'anno scolastico in Sicilia, l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano ha inviato un messaggio di auguri ai docenti, al personale ausiliario, agli studenti e ai genitori. Desidero farvi giungere, scrive, il mio cordiale saluto e il mio affettuoso augurio per questo nuovo tempo di impegno e crescita, e vorrei che raggiungesse proprio tutti, studentesse e studenti, genitori, personale scolastico e amministrativo e tutti coloro che a diverso titolo contribuiscono ogni giorno alla vita delle nostre scuole. Non voglio limitarmi a farvi gli auguri, ma desidero
ha concluso Turano, sinceramente manifestarvi la mia stima e la mia fiducia. E l'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento ha una nuova dirigente, è Giovanna Pisano che arriva da Sciacca. Arturo Cantella. Giovanna Pisano, nuova preside dell'Istituto Gallo Enogastronomico di Agrigento e ricordiamo anche del Nautico di Porto Empedocle. Lei viene da Sciacca, con quale spirito affronterà questo nuovo anno scolastico qui ad Agrigento? Sì, innanzitutto con grande entusiasmo, con la voglia di lavorare per il territorio e per la mia città. E poi ho avuto modo dal 1° settembre di conoscere questa bella realtà dell'Istituto Superiore Gallo, ricchissima di potenzialità, ricchissima di buona volontà da parte dei docenti e grandi professionalità e oggi ho avuto la gioia e il piacere di conoscere, di incontrare nell'auditorium anche i ragazzi della scuola. Ho visto dei ragazzi desiderosi di iniziare nel miglior modo possibile, ho sentito già un grande affetto nei loro confronti e una gran voglia di essere importante assieme ai docenti per la loro formazione culturale. Questa è una scuola che ha una lunga tradizione nella nostra città ed è una scuola che veramente può vivere incardinata nel territorio e può dare al territorio quel contributo alla crescita culturale che sicuramente per esempio il settore enogastronomico rappresenta, e questo è quello su cui punteremo proprio nell'ottica dello sviluppo del territorio. I compiti di un dirigente scolastico oggi sono molteplici e aumentano sempre di più, da un lato il rapporto con gli alunni, dall'altro quello con i colleghi docenti. Sì, senz'altro, sono compiti vari, molto complessi, di grande responsabilità e alle volte presuppongono o implicano una grande fatica, però cioè tutte queste fatiche chiaramente sono finalizzate alla crescita dei ragazzi, questo non lo dimentichiamo mai, l'abbiamo fatto nostro quando abbiamo noi dirigenti scelto di seguire, di vivere intensamente questa professione e così anche i docenti e forse anche con la collaborazione, con un clima sereno che si instaura all'interno della scuola, anche le difficoltà e le fatiche vengono superate con facilità. Ecco, come intenderà lei con la sua esperienza e il suo lavoro indirizzare e riprogrammare l'attività didattica con qualche novità all'Enogastronomico Gallo? Certamente farò buon uso di tutto quello che è stato realizzato fino adesso grazie alla guida dei dirigenti che mi hanno preceduto. Logicamente seguirò anche un po' quelle che sono le indicazioni ministeriali e che cercano di rivalutare, e qui il nostro istituto si inserisce perfettamente, tutto quello che è Made in Italy, tutto quello che vuole rappresentare una spinta propulsiva verso la crescita del territorio. Quindi daremo questo taglio rendendo i ragazzi protagonisti, e anche perché noi sappiamo che la scuola ha un compito importante, quello di orientare i ragazzi, e nell'orientarli deve far apprezzare gli aspetti di quelle che potrebbero essere le professioni future, i lavori che intraprenderanno, in modo tale da creare veramente persone contente di svolgere determinati lavori e di essere utili agli altri. Ecco, un appendice vorrei farla sull'Istituto Nautico a Porto Empedocle, importante anche per la collocazione che ha Porto Empedocle, uno dei porti più importanti d'Italia. È veramente così, c'è quasi una vocazione naturale quella della città di Porto Empedocle di seguire questo tipo di attività, ecco. Mentre prima tutto magari era affidato all'esperienza, magari un'esperienza trasmessa da genitori a figli o comunque dal territorio ai ragazzi, adesso vogliamo qualificarla questa esperienza, cioè devono essere i nostri ragazzi dei professionisti, non semplicemente degli appassionati del loro lavoro, che è già tanto, però accanto a questo bisogna aggiungere quel valore culturale alla loro esperienza formativa che è indispensabile, dal quale non si può prescindere se si vuole avere successo lavorativo e sociale. E Arturo Cantella ha intervistato sull'inizio del nuovo anno scolastico Rosellina Greco, dirigente dell'Istituto Agrigento Centro.
Agrigento Centro, l'istituto apre le porte al nuovo anno scolastico con l'accoglienza. Sì, salutiamo il nuovo anno scolastico con attività di accoglienza che coinvolgono tutte le classi dei 3 plessi per l'intera prima settimana di lezioni. Il mare è il tema del progetto di accoglienza per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di primo grado il filo conduttore è il viaggio. Abbiamo scelto questi temi immaginando la scuola come un grande mare, ricco di idee, pensieri, emozioni, storie e talenti. E poi perché l'apprendimento è un viaggio entusiasmante in cui non si è mai soli. Progetti per il futuro? Sì, ci aspetta una sfida importante. Grazie al PNRR stiamo portando avanti la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi, in grado di rafforzare le competenze digitali degli studenti e favorire un approccio, ad esempio, all'intelligenza artificiale e alla robotica educativa. Ovviamente ci dedichiamo, e sarà un anno intenso, all'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo alla dimensione europea dell'insegnamento, alla transizione digitale, alla legalità, al contrasto a ogni forma di violenza e di discriminazione. Il nostro impegno è volto a realizzare una scuola dinamica, inclusiva, attenta alla centralità dell'alunno e luogo privilegiato dove sperimentare la cittadinanza attiva e responsabile. Gestire 3 plessi non è da poco, 3 plessi storici nella città di Agrigento. Sì, c'è tanto impegno, tanta passione, tanta determinazione a raggiungere obiettivi di miglioramento della qualità del servizio scolastico, obiettivi di crescita, di condivisione e di comunione di intenti. Allora non ci resta che dire, auguri, buon anno scolastico a tutti e buon viaggio. Ancora a scuola, inaugurato a Palermo l'anno scolastico nella scuola dello Zen, al centro della cronaca per il caso della preside. Quali iniziative e proposte didattiche saranno progettate al fine di prevenire e ridurre anche il fenomeno dell'abbandono scolastico? Sicuramente quest'anno sarà intenso da questo punto di vista, sono in arrivo in tutte le scuole i docenti tutor, orientatori, questo a livello nazionale. Come Regione Sicilia, quindi come ufficio scolastico regionale, abbiamo rafforzato un accordo con tutte le procure per i minorenni di tutta la Sicilia e abbiamo distaccato circa 50 operatori psicopedagogici che faranno un lavoro proprio di prevenzione della dispersione. Si rivoluzionerà l'istituto della sospensione che si attuerà appunto stando a scuola, cosa ne pensa? Sì, sono tutte misure che servono comunque a rafforzare dei concetti di legalità e di rispetto per la scuola. Il PNRR doveva risolvere i problemi della scuola, edifici fatiscenti, personale insufficiente e precario, salari poco dignitosi. Allora, devo dire una cosa, quest'anno però la Sicilia è al 99,6% in termini di nomine delle supplenze. È un dato ufficiale che possiamo confermare. Questo significa che aver anticipato, e questo sicuramente anche è merito dell'impulso che ha dato il Ministro perché ci ha chiesto di anticipare il più possibile le operazioni di immissione in ruolo, il risultato è questo, che si arriva a scuola finalmente con tutti i docenti in classe. Quali saranno le principali sfide da affrontare? La prima è di portare la normalità in questa scuola, quindi lavorare prima di tutto, poi vedremo, chiaramente c'è un'agenda che stiamo cercando di stilare, chiaramente adesso abbiamo i primi adempimenti per l'avvio dell'anno scolastico, quindi fatto questo, avviato l'anno scolastico, poi cominceremo a progettare tutto quello che c'è da fare. La situazione rispetto al passato è in leggero miglioramento secondo lei? Ma sì, io penso di sì, ho percepito comunque un miglioramento in generale e poi torno a dire, vedo la vicinanza di tutte le istituzioni quindi, e anche del personale della scuola, quindi c'è questa volontà di ripartire e questo mi fa ben sperare. Questa scuola si ripropone sia come sede iconica per l'apertura dell'anno scolastico ma anche come sia sede
oggetto ancora una volta di atti vandalici che offendono la funzione della scuola e offendono la città. Il Comune, ovviamente, ne ho appena parlato con l'assessore, sarà pronto a ripristinare quello che ancora una volta è stato ingiustamente tolto, ma quello che è più importante è affermare l'importanza e il ruolo della scuola, della cultura, dell'insegnamento contro la mafia, contro la malavita organizzata, contro la tentazione di andare in qualche modo nella direzione sbagliata. Cambiamo argomento. Affidata alla polizia locale di Favignana una imbarcazione utilizzata per l'immigrazione clandestina. La storia di questa imbarcazione è alquanto singolare perché proviene da un'attività illecita nonché di un traffico di persone per immigrazione clandestina ed è stata sequestrata dalla Capitaneria di Sciacca circa 5 anni fa. Il nostro comando ha fatto subito richiesta, attesa la mancanza di un natante che facesse parte dell'organico della Polizia Municipale, dove la nostra richiesta è stata subito avvallata dall'autorità giudiziaria di Sciacca, accettandola e dapprima affidandola temporaneamente e adesso siamo nella fase dell'affidamento definitivo di questa barca. La barca è stata ceduta naturalmente senza alcun costo. Gli unici costi che abbiamo sostenuti come amministrazione sono quelli per adibirla e renderla più idonea possibile all'impiego di polizia, nonché dispositivi luminosi e sonori e le livree d'istituto indicando il corpo di appartenenza. Sarà adibita al controllo delle coste in ausilio anche alle altre forze di polizia presenti nel territorio, volte alla salvaguardia della costa e della nostra area marina protetta. È un continuo dell'attività perché già quest'estate il servizio è partito a giugno, non naturalmente con questa barca che arriva adesso, ma con dei gommoni in uso all'area marina protetta e quindi il nucleo ha usato quei veicoli per il controllo delle coste. Sono state elevate diverse sanzioni, oltre le 200 ad oggi. E naturalmente adesso con questa ulteriore imbarcazione i controlli proseguiranno fino all'attuale scadenza del contratto del nucleo marittimo, che ad oggi risulta un nucleo temporaneo e precario, ma stiamo lavorando nell'ottica di renderlo definitivo e permanente. Una scelta importante e anche un'opportunità, un mezzo che serve per garantire la legalità, affermare i controlli al mare. Tutti noi sappiamo quanto ce n'è bisogno, garantire e tutelare l'ambiente, un mezzo al servizio del nostro nucleo di polizia municipale a mare, che già quest'estate si è visto la grande mole di attività che ha svolto lungo le cale di Favignana e Levanzo. Grave carenza di fisioterapisti in Sicilia. Vediamo. Fisioterapisti abbiamo registrato che sono 70.000 in Italia e più di 4.000 in Sicilia, ma anche se possono sembrare troppi fisioterapisti, oggi invece sono carenti nel territorio italiano e ancora di più nel territorio siciliano. Infatti, se facciamo il rapporto popolazione fisioterapista, la Sicilia purtroppo detiene un numero basso, il più basso in Italia, perché a fronte dell'Italia che ha 110 fisioterapisti su 100.000 abitanti, la Sicilia ne detiene soltanto 94. Questa carenza potrebbe essere colmata con l'aumento dei numeri di accesso alle università. E a fronte di questi numeri bisogna guardare anche gli altri numeri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci propone, che dice che in Italia ci sono 27 milioni di italiani che hanno bisogno di fare
riabilitazione e quindi fisioterapia. E arrivato a questo punto ce l'hanno detto anche i pazienti, per cui bisognerebbe sedersi attorno a un tavolo, perché si sono levate le classiche grida di dolore che erano comunque reali da parte dei cittadini, da parte delle associazioni dei malati di Parkinson, di sclerosi multipla, delle malattie neuromuscolari, che hanno difficoltà, hanno segnalato, hanno denunziato che hanno una difficoltà di accesso ai servizi. Il 14 ottobre saremo in piazza a Palermo per una giornata di informazione ai cittadini sull'ampia varietà di approcci che la fisioterapia ha con i pazienti. Avremo del materiale illustrativo, faremo anche delle spiegazioni su che cosa consiste la valutazione funzionale, la presa in carico, e daremo consigli a tutti quelli che ce li chiederanno. Quindi il 14 ottobre a Palermo dalle 9 alle 19 una giornata di fisioterapia aperta a tutti i cittadini. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. A tra poco. Torna il Fastuca Fest, l'evento che celebra il pistacchio di Raffadali, dal 15 al 17 settembre. Presentata alla stampa presso la sede del Parco della Valle, alla presenza del direttore Roberto Sciarratta, del sindaco della città Silvio Cuffaro, il presidente, il direttore del consorzio del pistacchio di Raffadali, Calogero Frende e Salvatore Gaziano, la 7ª edizione della festa del pistacchio a Raffadali, il Fastuca Fest, che si svolgerà il prossimo fine settimana, dal 15 al 17 settembre. Un programma ricco e intenso che inizierà venerdì alle ore 17:30 con l'inaugurazione del percorso del gusto, a seguire cookie show a cura dell'associazione Cuochi e Pastiggeri di Agrigento, Salvatore Schifano, quindi la terrazza degli dei. Tante e diverse le iniziative durante la 3 giorni dedicata al pistacchio, con convegni scientifici, laboratori del gusto, cookie show, masterclass, iniziative culturali. Prevista anche nella giornata di domenica l'inaugurazione e messa a dimora di piante per il Museo del Pistacchio in contrada Pietrarossa, ma anche momenti di musica e di spettacoli. È senza dubbio un partner, perché all'interno della valle questa coltivazione esiste, l'abbiamo tra l'altro ripresa negli ultimi anni attraverso il progetto di valorizzazione che poi è legato a Teodoros, e c'entra per un altro aspetto, perché il parco gestisce un'area archeologica per la quale sono in corso degli studi per poterla valorizzare, e questa valorizzazione partirà proprio dal pistacchio. L'area si trova in contrada Pietrarossa, territorio di Agrigento, ma è attaccata al paese di Raffadali, e assieme al nostro concessionario, nonché uno dei principali artefici del Fastuca Fest, il sindaco, l'amministrazione comunale, cercheremo di valorizzare questo posto. Come pianteremo delle piante di pistacchio per fare un museo vivente, e se le condizioni ce lo consentiranno il prossimo anno potremo mettere in mano un immobile che sempre fa parte del patrimonio che è stato dato in gestione al parco, per poter riedificare e restaurare ai fini di realizzare un polo culturale che riguarda il paesaggio, nella fattispecie il pistacchio. Il pistacchio per Raffadali è stato nella storia una pianta importante, perché ha dato la possibilità a molti coltivatori diretti di poter sfamare le proprie famiglie, di poter fare studiare i propri figli, di portare Raffadali nel punto in cui oggi. Oggi per noi speriamo sia il futuro, dobbiamo soltanto formare i nostri giovani. Noi ci abbiamo scommesso e vogliamo che anche loro scommettano su questa pianta, considerata loro verde, perché può sfamare le loro famiglie e può far evitare che loro vadano all'estero per trovare un posto di lavoro. Qual è il programma di questa edizione 2023 della festa che si svolgerà a Raffadali? Ecco, quali le novità in particolare? Le novità in particolare praticamente sono il percorso del gusto, che è molto allungato, e con l'ausilio di reintegro di nuove aziende che naturalmente hanno deciso di partecipare a questo evento straordinario, e una serie di show cooking che parlano solo e esclusivamente di pistacchio, con dei chef rinnovati per tutte e due le giornate, sia del sabato che per la domenica, a tempo pieno. Un'iniziativa che coinvolge tutti quanti i coltivatori di pistacchio.
assolutamente tutti quanti i coltivatori del pistacchio che ricadono nell'areale del pistacchio del Raffadale DOP. Diciamo che noi è da poco che naturalmente abbiamo ricevuto il riconoscimento DOP e gli associati pian piano si vanno aggregando e naturalmente il consorzio sta cercando di crescere gradualmente. Però diciamo che siamo a buon punto e naturalmente abbiamo un sacco di richieste per il prossimo anno di certificazione. Qual è la tipicità di questi 3 giorni dedicati alla festa del pistacchio? La prima grande novità è che il sabato e domenica abbiamo riempito il programma con eventi che partiranno il sabato mattina e la domenica mattina, con l'alternanza di diversi chef anche rinomati, chef della RAI, chef televisivi, ma soprattutto con il coinvolgimento di diversi consorzi di tutela DOP e GP siciliani. Avremo anche un importante appuntamento con i maestri lievitisti della scuola dei maestri del lievito. Il venerdì inaugureremo alle 18 come ogni anno e dopodiché ci saranno anche degli spazi dedicati alla salute con un convegno importante con ospiti anche internazionali legati agli aspetti benefici del pistacchio di Raffadali. Dunque un programma che riempie un intero weekend dal venerdì alla domenica, dalla mattina alla sera. Sport, calcio, società e staff tecnico dell'Acragas a confronto dopo l'amara sconfitta di domenica con il Lecata. Rinnovata la fiducia all'allenatore Coppa, Arturo Cantella. È stata una riunione proficua su alcune tematiche che hanno portato alla sconfitta casalinga contro il Licata. Società e staff tecnico dell'Acragas si sono confrontati per analizzare e capire cosa non ha funzionato nel derby di domenica scorsa. Al termine della riunione il patron Deni ha rinnovato la piena fiducia a mister Marco Coppa e l'ha anche esortato a proseguire nel suo lavoro di costruzione della nuova Acragas per disputare un campionato dignitoso. L'allenatore Marco Coppa è il primo a essere dispiaciuto per il risultato negativo contro il Licata. Si dice fiducioso per un pronto riscatto dell'Acragas a partire dalla gara di domenica prossima sul neutro di Palmi contro la Gioiese. Coppa afferma: siamo già proiettati alla prossima imminente gara di campionato, la squadra è concentrata, stiamo preparando la sfida contro la Gioiese nel migliore dei modi. Ringrazio quindi la società per il sostegno e supporto dimostratomi in queste ore. C'è voglia di reagire, di dimostrare tutto il nostro valore. Continuerò, conclude Coppa, a lavorare sodo per inculcare ai miei ragazzi la mia tattica, la mia idea di gioco e sono certo che presto ci toglieremo grandi soddisfazioni. Nuovo calendario per il torneo di Serie D con l'ammissione dell'ex Regina. Carmelo Lentini. Conseguentemente all'ammissione al campionato di Serie D in soprannumero della società La Fenice Amaranto, in poche parole l'ex Regina, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la nuova composizione del girone I, che passa da 18 a 19 squadre. Con il nuovo organico è stato dunque necessario rimodulare il calendario del girone, ora strutturato in 38 giornate, durante le quali le squadre osserveranno a giro un turno di riposo. La Regina, d'ufficio, nel primo disputato domenica scorsa. Ai 3 turni infrasettimanali già previsti, il girone I scenderà in campo anche il 20 settembre, il 4 ottobre, il 17 e il 31 di gennaio. Dunque, a parte la prima giornata archiviata con la netta sconfitta interna con il Licata, la prossima trasferta di domenica 17 settembre dell'Acragas non sarà più in Campania, bensì in Calabria, allo stadio Pasquale Stanganelli di Gioia Tauro contro la locale Gioiese. Dopo questa trasferta la compagine dei tempi è attesa da 3 derby siciliani consecutivi. All'Esseneto, alla terza di campionato con il Sant'Agata, poi la quarta al Vincenzo Campo contro il Ragusa e la quinta in casa contro la corazzata Trapani. Ancora un paio di scontri con un paio di avversari calabresi, con il Castrovilla Rifor e la Vibonese del Seneto, cui seguirà la gara esterna con il Reale Casalnuovo
la prima trasferta che avverrà in Campania. Il 29 ottobre sarà ancora derby interprovinciale con il Canicattì tra le Muramiche, poi nuova trasferta in Calabria contro il Locre e quindi ritorno all'Esseneto per affrontare la San Cataldese. Trittico di sfide molto importanti, a partire dalla trasferta di Barcellona a Pozzo di Gotto contro la Nuova Egea Virtus, cui seguirà quella con la blasonata Regina all'Esseneto, mentre il 26 novembre l'Agregas sarà ospite della Ciriale al Tupparello. Ancora 2 gare contro Compagine Calabre, in casa con la Mezzi e fuori con il San Luca, e quindi l'ultimo derby siciliano con il Siracusa il 17 di dicembre. L'ultima sfida del girone di andata sarà in terra campana con i Portici. Dopo le vacanze di fine anno si ritornerà in campo dal 7 gennaio per il girone di ritorno in trasferta al Dino Liotta contro i cugini Delicate. A conclusione del telegiornale vi proponiamo un'intervista realizzata con Beppe Carletti, leader dei Nomadi. Grazie per averci seguito e arrivederci. Nel 2023 si può ancora sognare partendo da una latta di biscotti e 2 matite colorate? Sì, vabbè, certo, tutte le cose sono possibili. Forse è più facile pensare e sognare una scatola di biscotti e un bicchiere d'acqua, quindi insomma bisogna crederci sempre nelle cose. Io ci credo, sono 60 anni, quindi continuo a crederci ancora perché penso che è possibile tutto questo. Tra Emilia Romagna e Sicilia è dura sia per il cibo, sia per il vino, sia per la simpatia delle persone. Qual è il ricordo più bello della Sicilia o il sapore più bello della Sicilia? Ho cominciato a venire in Sicilia nel 67, quindi non è 2 giorni fa, quindi i ricordi sono sempre tutti belli perché se ci torniamo la gente ci segue e vuole ancora incontrarci, penso non ci sia niente di più soddisfacente quando arrivi qua, che poi l'Italia è bella tutta, vuol dire partendo dall'Emilia dove siamo noi, arrivare in Sicilia, io non trovo differenza, capito? Nel senso che l'Italia è tutto, cioè io non trovo, ho girato mezzo mondo ma non per suonare, per viaggiare così e quando vengo in Italia io farei come il Papa, bacerei la terra. 60 anni di Nomadi, le canzoni dei Nomadi raccontano tantissime emozioni, tantissime situazioni sociali. Una caratteristica è quella che i fans lasciano dei biglietti sul palco. In tutti questi anni non so, ne ho ricevuti migliaia, sono tutti belli, ma la cosa più che mi piace quando c'è qualche biglietto che mi dicono stasera abbiamo portato 4 nuovi amici. Quindi dico, sono già 60 anni e trovare uno che mi dice che prova a portare ancora 4 amici vuol dire che c'è ancora spazio. Parliamo del futuro, perché 60 anni è un traguardo, ma è una linea di partenza. Cosa ci riserva da qui ai prossimi 60 anni? Beppe Carletti e tutta la band. Non ho ancora guardato la sfera, devo guardare la sfera e poi dopo vedo un po'. Una domanda che mi piace tanto perché lei è padre e nonno e musicista, chiaramente di grande fama. Qual è il messaggio che possiamo dare ai giovani? Io posso dire solo di credere in se stessi, di non arrendersi mai. Io non mi sono mai arreso e non ho mai pensato di essere più bravo. Siate onesti prima di tutto, con voi stessi, perché se lo siete con voi stessi, se lo siete anche con l'altra gente. Grazie. Signore e signori, Sergio Reggioli, Massimo Vecchi, Iuri Celloni, Cinco Falzone, Daniele Campani, Mastro Beppe Carletti, Augusto D'Olio e Dante Berretti, voi tutti. Andate piano, alla prossima, che domani. Io un giorno crescerò.